Amici di Directa Sport, un buon pomeriggio da Roberto Carta in diretta con le immagini dallo stadio Santa Sofia di Arbus, dove sta per cominciare la partita tra l'Arbus e il Bosa. Qui la battuta direttamente in porta e la traversa colpita dopo neanche un minuto dall'Arbus. Che attenzione, la progressione, il pallone messo in mezzo, caso chiuso, poi Azzori spara altissimo da posizione favorevole, altra chance colossale per l'Arbus. Mastromarino rompe il raddoppio, si accentra, vuole spazio per il mancino, va invece da Marco Carboni, bella la finta, il tiro dalla distanza, grande parata di Manfredi. Il tocco all'indietro, Diaz, Garcia, destro dalla distanza, palla alta sopra la traversa, la fucilata provata da Kevin Garcia. Alassani riceve, prova ad accentrarsi il 10, il destro diventa un assist, il tocco per Casu, destro debolissimo, para Kenza a trovare la deviazione per guadagnare la rimessa laterale e restare in avanti. Rimessa laterale battuta subito per Carboni che si gira in un fazzoletto, Carboni, destro alto sopra la traversa, c'è stata deviazione, sarà calcio d'angolo per il Bosa. Freddy si era superato in quel caso, stavolta più vicino, che attenzione al cross, il colpo di testa, la parata di Manfredi su Ongania, con le ginocchia, parato il portiere paraguaiano. Dieng, e attenzione a Diaz, l'uscita di Akenza. Contropiede del Bosa, squadre quasi spezzate in due in questo momento, il tocco in verticale per Di Angelo, la posizione è regolare, Di Angelo in area di rigore, Di Angelo la chiusura di Manfredi con il piede. Prova il dribbling, eccolo qui il raddoppio costante, si accentra Lassani, altra sterzata, ancora 1 contro 1, che in realtà è 1 contro 2, parte il cross, il colpo di testa di Garcia, poi palla ancora buona, Diaz la mette dentro per Casu, che sbaglia, un'altra chance colossale, ci prova lo stesso Lassani, finisce così il Bosa. Pareggia 0-0 ad Arbus e festeggia con 3 giornate d'anticipo la salvezza in eccellenza.